Amici di Matto Scacco, è crollato un sogno, è finito un sogno. La speranza di vedere nella finale della Coppa del Mondo di Scacchi 2023 Carlsen contro Caruana è sfumata. Pragna, per gli amici detto Paradigma, ha avuto la meglio su Caruana dopo una serie di partite rapid e è riuscito a spuntarla. Quindi una serie di patte. Adesso andiamo a vedere qual è stata la partita che ha concesso a Pragnananda di arrivare così in finale e domani sfiderà Carlsen. Che dire di questo giocatore? Ha appena 18 anni, ma ragazzi ha battuto Caruana. Cioè, non so se riesco a far capire il livello di questo ragazzino e posso provare già a ipotizzare qualcosa che farà parlare di sé è una frase che non significa nulla perché è già su tutta la bocca di tutti, su tutti i giornali scacchistici, ma potrebbe veramente essere il successore di Anand. La sparo lì. Andiamo a vedere quindi questa partita dove Pragna gioca con il bianco, Caruana gioca col nero. Andiamo velocemente perché le partite che hanno giocato erano un po' tutte uguali. Partita italiana Forever and Ever. Vado velocemente, qui diciamo è tutta teoria, anche perché quando giocano così velocemente è praticamente tutta teoria. Dopo una serie di cambi arriviamo in questa situazione. F4, posizione molto carina, no? Per il bianco, cosa ne pensi? L'altra torre che va in E, possibilità di spinta in F5, possibilità di espansione donna F3, G4, quindi possibilità di creare attacchi. Ovviamente ogni spinta che vai a fare è vero che avanzi con i pedoni ma crei anche delle debolezze all'interno del tuo campo. Donna C7, torre A va in E1, tutto secondo i piani. Ecco, qui magari un errore potrebbe essere quello di iniziare subito avanzate, spinte prematuramente, ma è sempre bene andare con tutti i pezzi in gioco e poi creare veramente l'attacco, diciamo, definitivo. Torre A va in E8, donna F3, donna D7, torre in E2. Questa mossa permette due tipi di raddoppi. Uno, la torre in F va dietro, oppure questa classica mini manovra dell'ascensorino dove la torre in E va invece in F2. Quindi è un po' più enigmatica come possibilità. Su quale colonna si andrà a raddoppiare? Alfiere di 8, re in H1, ci togliamo da ogni possibilità. Casomai un giorno questa diagonale si apre, noi non vogliamo responsabilità. Arriva D5 e ora e per D5, torre per E2, donna per E2. E attenzione, questa mossa ovviamente non porta a, diciamo, a nulla di che, non porta a un guadagno effettivo per il nero del pedone perché dopo donna E5 scacco il bianco si riprende il pedone tranquillamente. Motivo per cui torre 8, mossa intermedia che serve ad evitare appunto che la donna possa andare in E5, ma qui Pragnananda trova un'altra soluzione molto carina che è controgioco, una serie di mosse intermedie. Adesso io attacco la tua regina e quindi segue B per C6 e la donna del bianco ora si deve spostare, va in F2. Donna D6 e questa mossa è... Dici, ma perché in D6 la donna? Innanzitutto la donna si posiziona su diagonali scure, ma soprattutto inizia a fare pressione su questo pedone in F4. Questo impedisce al bianco di giocare la semplice torre 1, dato che la torre del nero sta controllando questa importantissima colonna, anzi l'unica colonna aperta della partita. È buona cosa togliere il controllo della colonna all'avversario, ma questa mossa purtroppo non è possibile, poiché dopo la serie di cambi il bianco perderebbe il pedone. Quindi la partita prosegue con G3, attenzione a questa diagonale, è anche vero che questa diagonale è abbastanza tenuta, ma in caso proprio estremo il re potrebbe andare tranquillamente in H2. Torre in E3, questa è sicuramente la posizione migliore per questa torre, dove ostacola il movimento dei pezzi bianchi ed è supportata da un fortissimo pedone e se un giorno questo pedone, non so, viene per esempio minacciato, potrebbe subentrare un altro. Torre in E1, cercando il cambio, alfiere B6, ovviamente bisogna capire se conviene o no cambiare, perché nel momento in cui cambi c'è questo pedone sostenuto dall'alfiere, questo è un pedone passato, ok? Quindi bisogna cercare di capire i pro e i contro. Se il nero riesce a difenderlo, questo pedone,
e se riesce a difenderlo o a supportarlo diventa veramente un problema. Re G2, il re si avvicina, donna in F6 e alfiere C4. Pedone in A5, donna F1, un po' di manovre, alfiere C5 e attenzione che adesso arriva torre per E3. Si è creato sì il pedone passato, ma ora Pragna ha in mente, con solo 32 secondi sull'orologio, ma 10 secondi di incremento a mossa, ha in mente di intrappolare questo pedone. Adesso fa una manovra che prende il nome di accerchiamento, cioè quando c'è un pezzo avversario all'interno della nostra metacampo e all'interno di tutti i nostri pezzi, cioè si capisce che questo pezzo nero è totalmente immerso nei nostri pezzi, è molto rischiosa la questione perché può essere facilmente accerchiato. E infatti il piano sarà giocare C3 seguita da D4, impedendo all'alfiere di comunicare con il pedone. Una volta che si è giocato alfiere D3 e D4, semplicemente si giocherà donna F3, non subito donna E2, ma donna F3, perché in E2 ci andrà il re. E quindi ci saranno poi due attaccanti su questo pedone e non si vede in che modo il nero possa tenerlo. Sì, può tenerlo con la regina, può tenerlo con la regina, ma l'alfiere non riuscirà, poiché abbiamo detto che c'è stata questa spinta. E vediamo come il piano viene costruito. C3, appunto con l'idea di giocare D4, alfiere B6, donna F3 e adesso arriva il piano. Si usa il re come pezzo di blocco, generalmente il re è il pezzo peggiore per bloccare, ma in questo caso ovviamente tutto sotto controllo. Donna in E7, re F1, arrivano le mosse del piano, alfiere A7, re in E2, donna B7, cercando un pochettino di controgioco, B3, l'alfiere tiene tutto, donna in E7, D4 e ora da qui in poi la partita diventa tutta a senso unico, perché nel momento in cui perdi quell'importantissimo pedone, anzi il nero già sotto di un pedone, perdi anche il secondo e qui diventa un problema. Ok, qui adesso il motore dà vittoria mancata con questa mossa perché dice che si potrà giocare subito donne 3, ma anche dopo D5 si può giocare donne 3, no? Quindi non c'è alcuna fretta. Alfiere B8, donne per E3, più due pedoni per Pragna, donna F8 e qui ora è tutto a senso unico. Adesso Pragna decide di riposizionare questo alfiere in C6 che difende questo pedone, ma soprattutto ha lo scopo di rendere immobili questi pedoni, poiché il bianco ha una maggioranza di pedoni sull'ala di donna e l'obiettivo ovviamente è quello di andare a promozione e di crearsi un'altra regina. Alfiere B5, donna D6, alfiere C6. Alfiere C7, re D3, guardate come questo re non gliene frega assolutamente nulla, si butta nella mischia e perché? Perché è tutto veramente sotto controllo, le case bianche sono ipercontrollate e in casi di scacchi noi possiamo tranquillamente andarci a rifugiare in queste zone. Donna F6, re in C4, ora ovviamente ci andiamo a prendere anche altri pedoncini importanti, alfiere D6, donna in E4, G5, F per G5, donna F1 scacco e qui si tenta un pochettino il tutto per tutto. Già su questo donna F1 si tenta il tutto per tutto. Cambio delle donne, ovviamente al nero non conviene, donna per H3, re B5, donna G4, re per A5, donna per G5, re B5. E adesso si è creato veramente il pedone in fuga. Adesso è una gara, alfiere per G3, A5, alfiere D6, A6, il pedone è a 2 caselle dalla promozione e qui Caruana deve pensare un piano e il piano, adesso lo vediamo subito, alfiere B8, donna G4 scacco, donna C8 attaccando l'alfiere che si ritira e qui il piano utilizzato da Caruana è quello di cercare di portare questo pedone a promozione. Ti sembrerà assurdo ma è così. Il piano del bianco è molto chiaro, il piano del nero è quello di portare questo pedone a promozione. Vediamo come Caruana con 14 secondi sull'orologio riesce bene o male nel suo intento. Donna E2 scacco, re in B6. Il bianco non se l'è sentita di catturare questo pedone poiché questo si sarebbe significato perdere innanzitutto questo pedone e magari mettersi anche
a tiro dell'alfiere Camposcuro. Re B6, C4, B4 andando ad incastro, donna E3. Arriva lo scacco, alla prossima catturo il pedone C3 e finalmente anche il pedone del nero ha la strada libera verso la promozione. E scacco il re si deve spostare, donna per C3, A7, una casella alla doppia regina sulla scacchiera per il bianco. Donna D3 e arriva la promozione. Ora qui ho guardato la partita in diretta e dentro di me ho pensato, beh, qui Caruana abbandonerà, perché gli mancano 3 tempi per andare a promozione, l'avversario ha 2 regine in più, sembrano quasi quelle partite blitz dove l'avversario non vuole abbandonare, e in effetti un pochettino è andata così. C3, scacco di scoperta, re B6, donna in E3 scacco, re B7, C2. Una casella dalla promozione anche per il nero, ma qui purtroppo le 2 regine sono troppo forti e nel giro di un paio di mosse si gioca. Donna F8, re in G5, donna G7 e qui Caruana abbandona perché ovviamente le regine tolgono le case al re nero e ovunque vada il re comunque arriverebbe in faccia una delle 2 regine, quindi la partita è finita in questo modo. Incredibile, quindi un pedone, un paio di pedoni fanno veramente la differenza a questi livelli. È sempre brutto quando una partita, un match viene poi deciso da delle partite rapido, blitz, però questa era la formula del torneo, questi sono gli scacchi. Congratulazioni a Praggnanandhaa, non vedo l'ora di vedere il match con Carlsen. Ci aggiorniamo.